L'ultimo libro che io ho scritto per i tipi di Raffaello Cortina Editore si intitola Quando meno diventa più, cioè gli ambiti, i settori e i modi di agire e di pensare in cui fare di meno è più conveniente che fare di più. Una sorta di applicazione di quello che i filosofi chiamavano il rasoio di Occam a partire da questo filosofo medievale Occam. Il mio libro parte dall'osservazione di un articolo pubblicato sulla rivista Nature, una prestigiosa rivista scientifica statunitense, anzi ormai globale perché la scienza è globale, in cui uno scienziato americano, guardando il suo figlio di 4 anni giocare con i Lego, con i mattoncini del Lego, scopre che in molte situazioni in cui sarebbe più conveniente per raggiungere l'obiettivo togliere i mattoncini, il figlio, Ezra si chiamava, in realtà aggiunge mattoncini, anche se questa è un'operazione più onerosa. Facciamo l'esempio concreto per capirci. Poniamo che voi dobbiate costruire un arco, così. Un arco che è il primo modo che è stato, con cui sono state fatte le porte dell'architettura antica. Un arco. Quindi ci sono 2 pilastri e in cima, in realtà, uniti poi da un'altra linea retta. Se le 2 basi dei pilastri non sono lungo uguali, ma una è più corta dell'altra, per avere un pilastro in equilibrio potreste o togliere dei Lego dalla gamba più lunga oppure aggiungerli sulla gamba più corta. In certe situazioni sarebbe più semplice toglierli dalla gamba più lunga. Ezra invece, il bambino, il figlio di questo studioso, in realtà aggiungeva sempre e naturalmente incuriosito il padre ha trovato delle situazioni in cui era molto più conveniente togliere rispetto che aggiungere, ma ciò nonostante il figlio aggiungeva. Sulla base di questa osservazione ha costruito degli esperimenti sistematici, per esempio bisognava rendere 2 figure simmetriche, e ha notato che la nostra mente è predisposta all'aggiunta e non al togliere. Questo lo si può vedere in molti altri campi. Per esempio, facciamo un campo, non un gioco, ma un campo concreto, nella vita degli affari, nell'economia delle imprese. Uno dei fenomeni che c'è in ogni libro di economia, che si chiama sunk cost, costi affondati, è che quando voi avete 2 progetti per raggiungere un obiettivo e su uno avete impiegato molte risorse economiche o di personale o di tempo, tendete a continuare in quel progetto anche quando questo progetto emerge come meno efficiente rispetto a un progetto alternativo B in cui avete messo poche risorse. Cioè le persone tendono quindi a continuare ad aggiungere quando in realtà sarebbe meglio abbandonare quella strada e togliere. Ci sono molti altri esperimenti, c'è un esperimento classico fatto con delle speciali carte geografiche in cui una persona veniva chiesto a una persona di andare dal punto A al punto B e quello che succedeva è che se in realtà voi davate le informazioni poco alla volta, con delle mappe frazionate, a un certo punto, dopo aver percorso molto una direzione, le persone erano restie a tornare indietro sui propri passi anche quando questo era più conveniente. Perché noi siamo stati progettati così dall'evoluzione della specie umana? Siamo stati progettati così perché in un mondo molto semplice, con poche risorse, la sopravvivenza veniva data dall'aggiunta di risorse, di cibo, un'abitazione sicura, una
clan, una tribù dove fosse abbastanza facile riprodursi. Quindi aggiungere era quello che noi abbiamo fatto per centinaia di migliaia di anni quando noi vivevamo da cacciatori raccoglitori. Il nostro scopo era sempre aggiungere qualcosa. Quando il mondo è cambiato, quando l'uomo è intervenuto aggiungendo troppo, problema che oggi noi abbiamo di fronte al cambiamento climatico e alla invadenza dell'uomo e quindi all'impoverimento delle specie viventi sul nostro pianeta, purtroppo per inerzia noi continuiamo con una mentalità aggiuntiva. Riflettendo invece su questi casi e su molti altri che sono contenuti del libro e qui non ho tempo di esporre, si può però costruire partendo dai singoli, non partendo dagli imperativi categorici che dopo le persone non ottemperano. Si può costruire una mentalità sottrattiva, cioè domandarsi in ogni caso della vita, in questo caso è meglio aggiungere o è meglio sottrarre? E in un mondo complesso come il nostro è facile scoprire che in moltissimi casi è meglio sottrarre. Grazie.